Buonasera da Portoviro, siamo presso la biblioteca comunale ex Macello e siamo per questo importante incontro Trivelle No Grazie, organizzato dal Dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia della provincia di Rovigo. L'argomento è quello relativo alla piattaforma Teodorico, denominata Teodorico, che verrà costruita per l'estrazione di gas metano nei giacimenti naturali che abbiamo al largo dell'Adriatico. Fatto questo preambolo, giusto per inquadrare il tema e per dire di che cosa parliamo questa sera, che cosa prevede il progetto? Appunto è la realizzazione della struttura, la perforazione di 2 pozzi, la costruzione di 2 linee della lunghezza di 12 km che vanno a raccordarsi con un'altra piattaforma nei pressi di Ravenna, e quindi il trasporto del gas a terra per la vendita. Questa posa di 2 linee si accoppia all'eventuale approfondimento dei pozzi e l'eventuale perforazione di altri 2 pozzi. Iniziamo il dibattito con l'assessore regionale Cristiano Corazzari per capire che cosa la Regione Veneto intenda e possa fare di concreto per affrontare questa questione, semplificando all'estremo. Perché? Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questo incontro, al gruppo di Forza Italia, che sicuramente con questa serata va ad affrontare un tema di stretta attualità e di grande importanza per il nostro territorio. È anche poi il momento per rivederci, perché da qualche settimana abbiamo ricominciato a confrontarci sul territorio, ad avere incontri in sede pubblica, e questo per me sicuramente è un fatto che va sottolineato positivamente, perché è un po' il sale anche dell'attività politica e amministrativa, quello di potersi ritrovare personalmente e non solamente sulle piattaforme web. Diciamo che questa pandemia ci ha regalato delle nuove modalità lavorative utilizzando gli strumenti tecnologici, ma ci aveva tolto in gran parte la possibilità di relazione diretta. Ecco, direi che la forma migliore è trovare un buon mix, per cui queste serate sono importanti. Sicuramente il tema è un tema che non nasce oggi, ma viene da lontano, e questo va ricordato un po' l'iter che ha conosciuto questa problematica, che da qualcuno è interpretata come una problematica, da chi invece propone questo tipo di attività è interpretato come una opportunità. Mi riferisco in particolare al governo che nel 2015 con Renzi propose il decreto Sblocca Italia, che andava appunto a riaprire la possibilità del prelievo di idrocarburi nell'area dell'Adriatico e dell'Alto Adriatico in particolare. Quando si è manifestata questa possibilità, subito la Regione Veneto prese una posizione molto netta a fronte di tematiche che conosciamo molto bene, ma che vanno sempre spiegate. Dovete sapere che il Veneto, le coste venete, ma il discorso potrebbe valere anche per le coste emiliane, rappresentano per noi una grandissima realtà di carattere turistico e legata al settore primario. La prima industria della nostra regione è il turismo, siamo la regione con il maggior numero di presenze turistiche in Italia, e l'industria turistica rappresenta la prima industria produttrice di prodotto interno lordo del Veneto. Lasciamo stare l'anno della pandemia, però a dati pre-pandemia, ragione per cui la sicurezza idraulica delle nostre coste rappresenta per tutto questo territorio una precondizione indispensabile e imprescindibile per poter lavorare e investire sulle nostre coste. Questa è una delle motivazioni che hanno spinto la Regione del Veneto a proporre un referendum abrogativo per andare a eliminare la norma che prevedeva l'avvio delle estrazioni di idrocarburi.
Se vogliamo però fare un focus relativo al nostro territorio, vi sono delle caratteristiche ulteriori, oltre a quelle che valgono per tutto il resto della costa veneta, che sono determinate dalla storia del Delta del Po. Il Delta del Po è il territorio più giovane da un punto di vista geologico del nostro paese ed è un territorio che ha subito nel corso dei recentissimi anni, perché in termini geologici parliamo dell'immediato dopoguerra e quindi è un tempo strettissimo, un fenomeno molto molto grave di subsidenza, determinato, e la correlazione è stata dimostrata scientificamente, dall'attività di prelievo di idrocarburi, in particolare del metano, che veniva svolta diffusamente sull'area del Delta del Po e non solo. A fronte di questo si è verificato un abbassamento dei terreni che ha portato ancora oggi ad avere dei fenomeni che mettono in grave rischio idraulico intere zone della nostra provincia e del nostro delta. Vi sono aree del Delta del Po che sono attualmente anche oltre 4 metri sotto il livello del mare. Capite bene che una circostanza come questa ha posto nel dopoguerra anche la politica di allora nella condizione di dover decidere se continuare a investire in questo territorio, continuare a garantire le condizioni di vita e di lavoro in questo territorio o abbandonare questo territorio. Prima della costruzione della centrale di Porto Tolle vi era anche una corrente di pensiero che diceva che le opere di difesa idraulica sarebbero state realizzate all'altezza della Romea e il terreno dalla Romea al mare sarebbe stato lasciato andare. Fortunatamente così non fu. Dobbiamo dire che vi furono dei politici illuminati allora come il compianto Bisaglia, che decisero invece di rilanciare su questo territorio. Lo strumento che per quegli anni era lo strumento giusto fu la realizzazione della centrale di Porto Tolle e da allora si assiste ad una campagna di investimenti massicci sul settore della difesa idraulica che ha riguardato la nostra provincia e il Delta in particolare. Dal 66 in poi non sono più accaduti eventi alluvionali quali quelli che avevano determinato tragedie nel nostro territorio, parliamo del 51 e del 66. E devo dire che oggi stiamo ancora giovandoci di quegli interventi e di quegli investimenti, perché la regione del Veneto ha conosciuto in tempi recentissimi, nel 2010, nel 2014 e anche più recentemente con l'Acqua Granda, gravissimi fenomeni alluvionali in tutta la nostra regione, in particolar modo nei territori della Pedemontana. Ebbene, sappiate che l'unica provincia che a fronte degli eventi meteorologici estremi non ha conosciuto il dramma delle alluvioni è stata la provincia degli alluvionati, la provincia di Rovigo, e questo grazie a un lavoro una campagna di grandi investimenti che è stata fatta dal dopoguerra ad oggi, ed un lavoro di costante e continua manutenzione che viene tutt'oggi realizzata dagli enti preposti. Parliamo dell'AIPO, parliamo dei consorzi di bonifica, parliamo dei geni civili. Questo va sottolineato perché nella vita quotidiana di ogni cittadino il tema della sicurezza idraulica è forse dato per scontato. Così non deve essere. La sicurezza idraulica per un territorio come il nostro è il frutto di un lavoro costante, continuativo, organizzato di manutenzione del territorio. Il venir meno di questo comporterebbe nel corso di poco tempo l'impossibilità di lavorare, di produrre da un punto di vista della nostra agricoltura, di mantenere la vivificazione delle nostre lagune, ma anche di risiedere in questo territorio. Quindi noi, quando facciamo una battaglia sulle trivelle, la facciamo per un motivo ideale, ma soprattutto perché è una condizione di necessità per continuare a vivere ed avere un futuro in questi territori. Lo voglio sempre sottolineare perché non viene ricordato che ancora oggi
I nostri consorzi di bonifica, e mi rivolgo in particolar modo al consorzio di bonifica Delta Po, sostengono ingenti costi per il sollevamento delle acque e per il mantenimento quindi in sicurezza delle aree sotto il livello del mare. Ma parliamo di somme che possono variare a seconda della piovosità degli anni, ma che si aggirano intorno ai 2 milioni di euro all'anno di costi che il nostro consorzio sostiene in più rispetto ad un altro pari consorzio che abbia una pari area. Questo ci dà il senso che qui la sicurezza idraulica è mantenuta con il lavoro quotidiano di chi deve presidiare il territorio, anche in una giornata come oggi in cui non cade una goccia d'acqua, perché per noi significa una ragione di vita. Tornando al ruolo della regione, allora la regione Veneto, insieme ad altre 4 regioni, propose il referendum abrogativo su varie tematiche. Una di queste era la tematica delle trivelle, dopo aver anche proposto il ricorso amministrativo contro il provvedimento. E devo dire che quel referendum conobbe anche una certa campagna sul territorio. Ci furono incontri, io ricordo di aver partecipato a diversi incontri sul territorio, c'era anche un livello di attenzione, c'era una trasversalità. Adesso qua siamo tutti di centrodestra, anzi Anassa Maiga, perché qua girano dei discorsi, però i signori del PD sul territorio si spendevano per la contrarietà alle trivelle, dimenticando che il loro governo aveva proposto lo sblocco delle trivelle e quindi le conseguenze di cui ancora oggi paghiamo il conto. Il referendum conobbe un'affluenza al voto non sufficiente a fare scattare il quorum. Se qualcuno si va a guardare i dati, mi pare che fossimo intorno al 30% mediamente di affluenza al voto. Il referendum sulle trivelle ebbe uno scarto maggiore di affluenza al voto e quindi ebbe un'affluenza maggiore. Per quanto riguarda il risultato di quel referendum, la grande maggioranza di chi andò a votare votò contro la possibilità di fare queste trivellazioni, e il presidente Zaia si espose e fece campagna direttamente. Il meccanismo di un referendum abrogativo però chiaramente è un meccanismo perverso, perché fa leva anche sulla mancanza di informazione o sulla mancanza di interesse dei soggetti rispetto all'andare a votare, e quindi purtroppo a chi è favorevole si sommava poi chi si è disinteressato del tema. Io ritengo però che su questo sia doveroso continuare a informare le persone, perché è un aspetto veramente importante, dare le corrette informazioni. Pensate che oggi ho fatto un incontro con i pescatori a Chioggia. È stata costituita una nuova rappresentanza con la CIA dei pescatori e arrivava il messaggio del commissario europeo ai mari e agli oceani, che diceva che c'è una forte preoccupazione per i nostri mari, perché c'è un prelievo di pesca eccessivo, che la pesca rappresenta un danno per i nostri mari, e anche ci sono forme di inquinamento come le plastiche, gran parte delle quali sono derivate anche dall'attività di pesca. Ora, quando un commissario europeo mette all'indice un settore come quello della pesca e i pescatori, additandoli quali la causa del male del nostro mare, e si dimentica invece di situazioni come queste, dove viene permesso il prelievo degli idrocarburi, ben conoscendo il nesso di casualità diretta tra il prelievo di idrocarburi dal territorio e l'abbassamento delle sponde, e con i rischi di inquinamento che ne derivano, ebbene mi fa specie del fatto che da parte di alcune istituzioni come queste ci sia uno strabismo inspiegabile. I nostri pescatori, che sono i primi cointeressati a che il mare sia pescoso e a che lo sviluppo di questa attività sia sostenibile, perché diversamente non potrebbero avere un futuro, vengono individuati come attori negativi. I signori che domani vanno a perforare il nostro mare, a estrarre gli idrocarburi,
non vengono neanche minimamente menzionati, se non d'altra parte fare grandi proclami sulle energie rinnovabili, se non d'altra parte parlare di superamento della politica dei carburanti fossili. Bene, se non è una contraddizione questa, io difficilmente ne vedo altre. Oggi c'è in corso, e dopo vi parlerà il presidente del parco e i sindaci, un altro contenzioso in sede amministrativa rispetto a questa iniziativa. Noi dal punto di vista politico ci siamo più volte esposti anche formalmente come regione, è stata depositata una mozione in consiglio regionale sottoscritta come primi firmatari dalle nostre due consigliere regionali Cestari e Bisaglia e anche da tanti altri consiglieri, che chiedono anche una presa di posizione formale e politica da parte del Consiglio regionale e che sarà presto oggetto di voto da parte del Consiglio. E sicuramente io, come anche assessore con la competenza ai parchi, sosterrò in ogni modo l'azione del nostro parco che si sta battendo affinché questa progettualità non vada avanti. E lo faccio perché qui abbiamo delle grandi opportunità, abbiamo un territorio su cui viene svolto anche un'attività di investimento importante anche dal livello nazionale, abbiamo avuto un riconoscimento internazionale con il MAB UNESCO, abbiamo due parchi che stanno cominciando a lavorare insieme per investire i fondi derivanti dal Recovery Fund, che saranno fondi importanti per lo sviluppo turistico e lo sviluppo delle politiche ambientali su questo territorio. Ebbene, a fronte di questo ci piazzano una piattaforma per il prelievo di idrocarburi. Questo è diametralmente un principio contrario rispetto a quello che si viene a fare. Ed è strano che un governo faccia una cosa con la mano destra e ne faccia un'altra contraria con la mano sinistra. Io confido che su questo ci sia un grande coinvolgimento della cittadinanza, degli amministratori, ma so che siamo tutti allineati su questo tema, ci sia anche una corretta informazione e che si possa anche andare a interloquire con i livelli governativi, e da questo punto di vista me ne faccio carico come assessore con la delega ai parchi per poter rimettere sul piatto questa tematica. Vi ringrazio e mi congratulo con tutti voi per la presenza e per la determinazione con cui proponete questo tema. Grazie ancora.